eccoci arrivati, cesaria natalizia. Ma la baronessa essa, dov'è? Sta arrivando. Ah, sta arrivando, è là, sta arrivando la baronessa. Inizia l'imbucato, mi raccomando, su Ten, canale 10, sabato e domenica. Eccola che arriva. Ma che comodità questa festa! Ma sei nuda sotto? No, sono calde. Sono pantaloni. Sì, sono Eccola, siamo arrivati. Bentornati, ben trovato. Ben trovata anche a te, ma come stai con questi gioielli Sono stupendi? tutta ingioiellata per Questo te. look, sai? questo capello, Ti questo piace questo trucco, capello tutta sì, precisa chissà per chi è, te? chi è. Allora, adesso inizia l'imbucato. Sì. Ci imbuchiamo, dentro c'è molta gente, quindi venite con noi. Andiamo. Andiamo. Vamos. Siamo entrati, siamo arrivati. Eccoci qua. Siamo arrivati, adesso cerchiamo qualcuno. Tu non guardare subito i gioielli che vuoi comprato un gioiello. no, Lei io- subito un gioiello vorrebbe. Sì, regalami qualcosa. C'è la donna. Ma che bella donna. Ma sì. Donatella. Come va? Come inizia questo Natale? E inizia per come deve iniziare, piano piano. Speriamo bene, insomma. Sergio Maria, vieni qua. Come stai? Vale Sergio Maria Mazzuca, l'erede. Ha ragione, qua si lavora, noi stiamo Qua si dando lavora, fastidio, qua Madonna. si lavora. Che serietà questo bambino, che sobrietà. Ciao, come va? Buonasera. Col cappello è stupenda. Ma io la amo signora. le donne che usano il La cappello. signora ha un look ma guarda che corno. Guarda, tu nero, io rosso, più grande del tuo. Complimenti per il look. Grazie. Facendo i primi regali. Per noi è un rito venire qui perché ci offre sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. Signora, e come mai questo cappello? Fa E freddo. fa A freddo. parte il freddo che non è eccessivo, E l'umidità. vanità, sicuramente. Sì, ma a me piacciono tantissimo i cappelli, specialmente l'inverno li uso tanti. Benissimo, sono molto contenta anch'io, ne ho uno e lo metterò nella Ti prossima pare puntata che lei- dell'imbucato. Ah, lei in cappello. Ma lei di cos'è? Io sono di San Benedettulano, Ma come no, conosco San Benedettulano, carinissimo. paese di origine al Brescia e io sono orgogliosa di esserlo. Ambra, c'è una pietra preziosa della famiglia Mazzucca. Intanto ti facciamo Certo, un bel regalo. Un pensierino. Grazie. Aprilo, Ambra, aprilo Posso perché è aprirlo? una cosa molto preziosa. Ecco, Wow. facce da Facebook è il libro di Attilio Sabato, l'ultimo libro di Attilio Sabato. Noi te lo regaliamo con tutto il cuore. L'editore Pellegrini, naturalmente. Certo. Certo, Lo leggerai sotto l'albero. certo, sicuramente. Io mi spoglio, Claudio, perché Subito ho ti spogli, caldo. figurati se ti spogli tu. No, mi... La fine Aspetta, mi qua. spoglio veramente. Eccola qua, lasciare? scicchissima, bellissima, stupenda, magnifica. Grazie. Andiamo, siamo in tailleur, andiamo. Siamo in tagliare. Non mi riprendere il lato B che il mio fidanzato è geloso. Ma figurati. Fammi appoggiare che si scivola. Guarda la cucinotta, Com'è bella. com'era bella. Perché mo no? Mo' è tutta rifatta come tutte voi donne che sembrate tutte Com'è bella. rifatte queste Pure donne. io sono tutta ritoccata. È vero che le donne oggi sono tutte rifatte, tutte. Tranne mia moglie che... Ma com'è carino lui, giustamente. No, perché noi donne non diciamo mai ai nostri mariti che siamo rifatte, quindi anche se lo fa non te lo dice, come il cornino. Esatto, si fa ma non si dice. Comunque, Grazie, se buona è rifatta, serata. è rifatta benissimo. No, perché ma non si lei non vede è nulla. rifatta, si vede. Grazie. Personaggio storico, zio, personaggio storico. Senti, io non lo conosco. È lo zio di Stefani e Sergio. E di tutto lo staff. E di tutto lo Lo staff. zio di tutti. Come va? Benissimo.
Ah, ma è stupendo qua. Guardate lei, che stupenda, che cuore. Ah, ma che cuore che ha sul petto. Che grande cuore. Buonasera. Come va? Benissimo, grazie. Benissimo. Ha fatto un regalino. Sì, alla mia nipotina. Ma che carina. Non è possibile. Sta provando l'ebbrezza della vendita, E allora? del guadagno. Eccolo qua, Leroy. Intervista Leroy, non tu che ti... Bonsoir. Siamo in pieno fermento natalizio, prenatalizio. Giusto, bene, anzitutto buonasera e benvenuti. Ben trovato. Vedo che sei in ottima compagnia. Ecco Sempre, qua, come lui sempre, più di sempre. Ci eravamo lasciati ma ci siamo rimessi insieme. Sì, allontanato un anno, non la sopportava più. A me mi è mancato. Sì, siamo una coppia. Sì, di fatto. Siamo in giro, Sergio. Siamo arrivati con le tue apette. Bene. Siccome tu sei bello, ma c'è qualcosa di più bello e più prezioso qui dentro, tua moglie. Quindi andiamo subito a intervistare. Mia moglie non ama molto. Mi raccomando, non date tanto, come dire, fastidio ai clienti. No, ma non si preoccupi, buone combere. Eccola lei là. La divina creatura. Buonasera. Che sta facendo i condeggi. In un momento Ma topico, che no? bella Dovesse che lei, sbagliare scusa, il calcolo di guardate qualche il zero. cuore di Stefania. È già fatto. Prego, dica, Ma il vuole cuore, qualcosa? senta, Prego. vorrei una torta al cioccolato. È possibile? Dolce un po' salato. Dolce un po' salato. Adesso chiedo, poi Pupo non lo voglio piace però. come tengo il microfono. No, ma tutta star, tutta divina lei, guardala. Io andrei là. Vai, Vado. andiamo di là. Venite, prima che appare a Stefania. Buonasera. Buonasera, cara. Siamo rimasti abbagliati e colpiti da questo cuore. Che batte, Che batte sempre. Sempre. per lo stesso uomo. Ahimè sì. Ahimè, non si vince. Sergio, Ma tuo marito ha consentito questa scollatura? Sì. Non è più geloso No, come ormai un no. tempo. Ormai no. Una bugiarda pure lei perché Sergio Sì, è gelosissimo gelosissimo. e lei è gelosissima. Infatti gliela fa mettere solo qua la scollatura. Andiamo. Vieni. Cioè, un ragazzo, ha trovato riprendi. Ragazza, Ha trovato un subito ragazzo, lei. riprendi. Vado io. Va Ti lui. prego. Ma sei rosso per l'imbarazzo o sei rosso di una lampada? Tutte e due. Bellissimo. Ma questo bel ragazzo è di Cosenza? Sì, di Cosenza. Ma non ci eravamo mai spesso qua. visti. Vabbè. Cioè, Tu tu di mai- cosa- C'è sempre una prima volta. Ma no, che lei ti fa 10.000 domande. Lui mi ha visto, io non l'avevo Ah, ma mai visto. figurati. C'è mia moglie lì che mi sta guardando già male. Ah, benissimo. Sei un generoso tu? Sì. Quindi farai Quando un bel si regalo a può- Natale? Quando si può, sì. Perché Claudio? Lei spera in qualcosa. Ma che c'entra? Perché se i generosi, Claudio, lo sono a 360 Sì, gradi. è vero. Se uno è generoso nei regali, è generoso nei sentimenti, è generoso a letto, è generoso Che ovunque. psicologa. Ma che sono quei, come si chiamano? E delle bacche saranno. Tibacco. Ecco, mettiamo a po'. Però bellissima. Sai come si dice? Bacco, tabacco e Venere? Continua. no, Non lo sai il no. detto? Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Gesù, meno male che io non faccio parte della categoria. Vieni. L'abbiamo beccata, Accendi. l'abbiamo beccata. Eccola la qua, bella, la Giada, è il bella. compleanno di Giada. Tanti auguri Giada, tanti auguri. Ma che come sei bella, ma che outfit che ha sempre questa ragazza. è vero, sempre... come stai, sposina? Bene, tutto bene. Il maritino? Al lavoro. Sì, poi ci vediamo stasera a cena.
Da quanti mesi sei sposata? Sono 3. 3 mesi. E questa vita matrimoniale la consigli? No, devo dire che secondo me è un passo che va fatto da giovane. Brava. Sono più forze, quindi sì. Più Sì, ma mo pazienza. diventano nonni Stefania No, e no, Sergio. Oddio, Non diamo c'è qualche scoop? queste false comunicazioni. No, se no Smentisce, io- sta smentendo. Papà Sì, si gli prende un muore, colpo sì, la sì. domenica No, su no, te. no, ancora no. Ce ne andiamo sul corso. Andiamo sul corso. Andiamo, Il salotto buono della città. Andiamo. Andiamo a vedere chi passa e spassa. andiamo. Claudio, che ci prendiamo? Lei sei già seduta, non Fammi è un po' di possibile. spazio, non è che Ma non andiamo si via danno le spalle a una subito. signora. Ma non è possibile, o no? Siete tutti e 4 molto carini. Giovani. Giovanissimi, non giovanissimi, giovani. Giovanissimi. E siamo in giro a intervistare questa Cosenza prenatalizia. Ancora poco prenatalizia, però si inizia a sentire qualche cosa. Sì. Ma ci hai già pensato ai regalini di Natale? Ancora no, mi Questo- riservo Ci hai pensato alla baronessa Ezza? alla? Baronessa Ezza. Sono Ancora io. no, Ancora no. però la pensionista era. Quando Ah, come diplomatico lui, amico del Quando so fidanzato che lui lui. C'è un mare di gente, un Madonna. fiume di gente. Ovvio. Claudio, tuffati in questa gente. I love. Eh. Vediamo cosa c'è qua, vieni. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Vieni. Scusate, cos'è? Voi siete pronti? Solo fanno dei balli. Intanto che vi mettete Imbuchiamo. d'accordo. Fanno dei balli e noi ci imbuchiamo. Guarda chi c'è un grande artista. Facciamo un applauso Entra. al nostro amico Claudio Greco. Vieni qua. Stilista di Cosenza. Vieni qua, Pensato vieni. a livello internazionale. Figurati. Facciamo un applauso Un a Claudio attimo. Greco che in estemporanea è intervenuto come un disturbatore, come facevano i camerieri del cabaret romano degli anni No, 70. ti spiego, noi siamo una trasmissione che si chiama L'Imbucato e va in onda su Ten e noi ci imbuchiamo. Dove vediamo gente bella come te, per esempio, noi Beh, ci ma non imbuchiamo. esagerare, gente bella, gente simpatica, gente allegra, Vabbè. ma non esageriamo. No, Quindi non vi ti siete filmi. imbucati bene. No, Buon divertimento. Vi piace? Ma hanno già ballato. Sì, hanno fatto uno spettacolo. ci siamo persi tutto lo spettacolo, Claudio. Guarda, questa è una cosa bellissima, poco conosciuta devo dire, però è il primo festival regionale della canzone dedicato agli artisti, ad artisti speciali, capite? È una cosa molto bella, complimenti a chi lo organizza. È lei che organizza? Lei è presidente. Sì, sono presente già. E quindi in cosa consiste questo? Questo è un festival che noi stiamo portando avanti sempre, noi facciamo spettacoli sempre con ragazzi speciali, cioè artisti speciali si intende persone disabili e sono veri artisti, i veri artisti che lo vogliono dedicare proprio un festival proprio per loro. Va bene. Proprio per loro. La data? La data è il 20 di dicembre. Andiamo tutti, andiamo in tanti. Complimenti per quello che fate, veramente. Ma dove si farà? Al Cinema Italia. Ma signora, un leopardo stupendo! Ma lei è bellissima, È signora! stupendo! Ultima moda, Claudio, quest'anno Ma è tutto così, è tutto così. Molto... Ma è Moltissimo. stupenda lei! Grazie, abbastanza. Io no, e lei è bella e io sono brutto. Siete una bella coppia. Siamo una bella ma ha coppia. condannato la signora. L'altro, È la bella, bella sì, ragazza. Fa più E non pezzi scena. femmina. E mi raccomando che più avanti ci sono i cacciatori. Attenzione. No, la sparano, non che la rubano. Ciao. Arrivederci. Soggetti particolari a Cosenza. Sono tutti così sobri. Ah!
permettete? Ecco, come si è permesso alla baronessa Essa? Che affronto! Buonasera! Ma ciao, ma Ecco come qua. va? Ma come va? Come ti chiami? Gino. Ecco, Amsa. Amsa. Gali. Mimo. Tu non sei italiano. No. Tu? No. Bellissimo, stupendo. e come mai a Bellissimo. Cosenza? È per cresciuto, lavorare, è nato perché qua. lavoriamo. Ciao ragazzi. Ciao, buon lavoro! Ma lo che sai fare bello. tu, Claudio? Lo sai Ce l'ho- fare? Io so Prova, fare fatti tutto. insegnare. Tu per farmi tagliare una mano. Botti come mi vuole bene. Fatti insegnare. Aspetta che mo esce. Facciamo il bastoncino. Me lo fai fare a me? Prego. Oh. Guarda che stai facendo volare tutto lo zucchero sui miei capelli. Ma guarda che bello! Io lo mangiavo quando ero piccolo, ne mangiavo tantissimo. Mamma, ma l'hai fatto tu, l'hai fatto tu. Vai, mordi! Claudio, sono un poco dimagrita. Mi stanno cadendo i pantaloni. Sì, è il mio fidanzato ha detto che avevo fatto la pancia. Come un uovo di Pasqua, mi ha detto. Amore! Guarda che splendore! Sono stupendi. Amore, che c'è? Ciao. Infatti, ciao. Ma forse gli fa male. Un pochino gli fa male. Ma sono fratelli? Sono la mamma e il figlio. Buonasera. Siete troppo carini tutti No, e due. noi Troppo stiamo carini. cercando persone speciali, particolari a Come ti Cosenza chiami? e non vedevamo Diana. nessuno. Come ti chiami? Francesco. Francesco. Ma siete di qua di Cosenza? Sì. Sì, certo, sì. Ma però è sempre Siete Cosenza. carinissimi, tutti e due dolcissimi. Ma siete veramente. fidanzati? Sì. Ah. E i capelli dello stesso colore ve li siete fatti dopo che vi siete fidanzati o prima? Ma quando ne È una posso lunga sapere? storia. Ma fatti È tu. una lunga storia. È una lunga storia. La cosa ci intriga molto. Se stiamo qua con la lunga No, storia facciamo infatti. 10.000 puntate. Andiamo. Ciao ragazzi, grazie. Andiamo. Ciao. È curiosa. Mamma mia, allegria, portami via. Questa edizione dell'Imbucato siamo un po' criticoni, abbiamo deciso, no Claudio? Sì, saremo criticoni. Saremo molto criticoni. Molto, sì. Sono tutti a Cosenza molto sobri, gente molto chic, quindi non riusciamo a trovare dei soggetti No, particolari. soggetti ce ne sono quando ne vuoi. ma no. Ah, cioè, Siamo molto eleganti. eleganti. Scusa, Ecco, vedi. ma come va? Ma di dove sei? Cosenza. Cosenza, e quindi che fai in giro? È una passeggiata. Ti occupi di diete, ma di Anche benessere. di diete. Ma noi come ci trovi? Fatti vedere. Sì. Noi siamo abbastanza in forma. Andiamo Grazie, bene, se ce lo andiamo dici tu bene. noi ci crediamo. Tu hai un look, guarda. Allora, no, questo Come mai? non è servito da me ma dalla mia ragazza che per mesi mi ha detto continuamente ti serve il pantalone così Alla per-" Zuava. Ma Claudio, tu che sei uno stilista, è un pantalone che adesso fa tendenza. Dici, esprimiti. Perché Te lo dico con il cuore, è troppo. è troppo. È troppo. No, noi siamo No, è critici, troppo, è molto troppo stretto critici. sotto. Come tu lo sai. Amore, guarda che Noi ho siamo trovato. critici. È Chi una Che sorpresa. paura. Scusaci. Grazie, Un caro. mazzo greco. Saturday Night Fever. tuo sabato sera come... Sì, Il nostro è bellissimo, sarà. Andiamo prima a una cena e poi andiamo una Noi mega festa. Siamo già imbucati. Ma Siete già partiti tu in sei a volo? Cosenza per stasera? E dove andrai stasera? Sono a casa, aspettavo l'invito da voi in realtà. Ma noi siamo invitati. Noi siamo invitati. Ah, siamo non imbucati. Siamo No. Non è nulla, dai, non possiamo fare nulla, peccato. Complimenti, sei di? Cosenza. Ah, bene. Buon lavoro.
innamorati, sono innamorati. L'hai spaventata, l'hai terrorizzata. Era in pieno Ma love, che love. bello! Ciao, di dove sei? Di Paola. Ah, di Paola, città mia, Paola. E vengono a Città che- tubare a Cosenza però. A noi ci ha colpito perché il suo cappotto giallo, che è ultima moda, il giallo certo, quest'anno. il giallo affascina. E poi ci ha colpito questi baci in pieno centro che ormai non si usano più. Ma siete quasi. sposato o fidanzati? Fidanzati. Da Ecco quando? perché si baciano ancora. Da poco, 5 mesi. Ecco perché si baciano ancora Porca, davanti c'è a innamoramento. tutti. Dopo vedrai cosa ci sarà. La Patrizia. La Patrizia! Vieni qua, Inseguila, inseguila! Dove sei? Dove vai? Non Sto scappi. facendo il giro un po' per i negozi per vedere un po' di regali per Natale. Lei è una donna molto chic di Cosenza, vedi che poi noi le inseguiamo le donne Ma chic sei di Cosenza. generosa, sei generosa. No, lei no, che c'entra, lo chiedo agli uomini. Assolutamente no. No, hai visto? ma è da chiedere agli uomini se sono generosi. Ma, Ma sei fidanzata? Sei fidanzata? Assolutamente no e sto bene così. È libera. è single. Telespettatori, è libera. La corsetta sei stato fantastico, non ha neanche l'affanno, senti? Ma quale... Sei proprio allenato a correre. Oggi ho fatto un allenamento pazzesco. Veramente? No, con chi? Con chi? Ma questa è pazza. Fatti riprendere tu in primo piano che io vengo Hai capito? Lei in primo piano viene male. Io ci trovo. Come Buonasera, sei famoso, come va? Claudio. Tutti che ti salutano, tutti che ti omaggiano. Hai visto? Mm. Ma omaggiano in che senso? Come mi piacciono i palloncini questi illuminati. E voglio- vedi se te lo regala uno. Sì, sì. Uno alla baronessa ma e sei. prendiamone uno. Ci illuminiamo di me. Risparmiamo. Gli alberi di Noel. Gli alberi di Noel, eccoci qua. Ecco qua, ci mancava il palloncino. Adesso Amen. importuniamo con questi palloncini. Perché non Andiamo. l'hai fermato che è un bel ragazzo, fermo. Scusa, aspetta un attimo. Come stai? Vieni qua. Ma come sei? Vieni qua. Guarda che Una famiglia, stupenda, che bello. bellissimi tutti. Ci mancava, abbiamo incontrato fidanzati. Ciao. Luca. Luca. Benedetta. Il modello qua? Roberto. Claudio, non ti abbandonerò mai. Mi è caduto il bastone. Come ti chiami? Tu sei... Ma sei italiana, no? Sì, sono italiana. Te l'avranno detto che sembri una giapponese, no? Tu? Jacopo, tu sei di Lungro. Come? Sei di Lungro. Com'è lui? Com'è? Lui è della Bosnia, no? No, sono di Cosenza. Scherzo. Vi siete fidanzati? Sì. Da quanto tempo? Vi siete Da fidanzati? quasi Sì, 8 sono mesi. amici. 8 mesi, te l'ha già fatto un regalo? Sì. Ah, un generoso finalmente. Si è spento il tuo. Che brutto segno! Accendilo su! Si è spento il palloncino! Rotto! No, fatelo No, aspetta! Ah. Mai perdere la speranza! Questa città è così viva! Te lo regalo. Viva Sei contenta? Cosenza! Ah, le regale come Gliel'ho sei. regalato. Ma come sei generosa! A tutti No, e due, te lo non vi regali litig- a te. Oh, che fortuna che avete avuto! Che carini che sono. Allora, insieme a loro, venite qua che facciamo una cosa. Venite qua. Salutiamo il pubblico. Guardate l'imbucato. Guardate l'imbucato. L'imbucato su Ten, sabato e domenica, mi raccomando. Au Guardate, revoir dall'imbucato. seguiteci. Ciao.